Sono Guido Cupani, sono venuto qui a Seneghe ieri a presentare Meno Universo, il mio ultimo libro di poesie che è uscito per Dotcom Press di Fabrizio Bianchi. È un libro che già nel titolo accenna alla mia professione, che è la professione di astronomo presso l'Osservatorio Astronomico di Trieste. E abbiamo parlato nella presentazione di questa doppia vita, di questa doppia realtà, che in realtà in me non è una cosa, sono due rami che spuntano dallo stesso tronco, amo dire, e entrambi nascono da una generale curiosità nei confronti della realtà. E mi piacerebbe riuscire a trasmettere attraverso la poesia un po' di quello che è l'approccio scientifico, ma non nel senso di un approccio che dà delle risposte chiuse, ma che in realtà impara a ragionare sulle cose e a creare le risposte mentre si prosegue con il ragionamento. È stata un'esperienza molto bella, ringrazio anche Azzurra D'Agostino che mi ha presentato perché è riuscita a creare un ambiente, un'atmosfera molto istintivamente accogliente, e questo è anche merito in realtà dell'organizzazione. Infatti davvero mi sono trovato bene e adesso che sto per partire mi sento un po' dispiaciuto dal dover lasciare così presto questo paese così accogliente, così anche unito nell'organizzare questo festival, che appunto ha quel valore aggiunto che va al di là della qualità sicuramente innegabile degli interventi, e che è nei rapporti umani che si riescono a creare durante e a fianco, dopo e nel contorno degli eventi stessi. Quindi mi porterà uno splendido ricordo e spero di ritornare in vacanza o anche per altre occasioni, di passarci più tempo, perché davvero ho incontrato delle belle persone e ho vissuto una bella esperienza.